Per ogni bambino che trovi ti do 30 euro. Tu non hai visto niente. Magabù. Io non mi fastidio, fa tappo del rete. Devo creare una serie su Napoli Camorristi sbagliati. E ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia di Nicola che ha rubato l'MSX di Carlotta. Carlottina è dietro di me. Saluta! Sono le 13:04 e ragazzi stiamo andando a una scuola media da Fragola per fare una sorpresa ad un fan. Sarà un video un po' diverso dal solito, anche perché questa volta vi parlerò forse anche un po' più di me e capirete forse anche tante cose sul canale, come anche il perché di tutte le volte io urlo mamma guarda. Mia mamma è la mia migliore amica, è una persona la quale mi ha dato tanto nella vita e merita tutto. Stiamo andando da questo ragazzo perché mi ha contattato la madre e lui oggi sta facendo l'esame di terza media, è un mio grandissimo fan, guarda quasi tutti i miei video, si sente parlare solo di me in casa sua, come tantissimi genitori me lo dicono anche quando venite all'Anicre, quando vi incontro per strada. E dato che oggi non ci sarà il padre, il giorno che lui farà l'esame di terza media, la madre mi ha contattato sapendo che mi segue e sperava che io potessi fargli questa sorpresa. Ci tengo tanto perché anche io sono figlio di genitori divorziati e il rapporto con mio padre non è mai esistito, anche perché si è fatto la sua vita lasciandomi continuare la mia con mia madre, che ha fatto tantissimi sacrifici, era una ragazza giovane, si è trovata ad affrontare tantissime difficoltà da sole e ragazzi mia madre è una donna che ha le palle quadrate così. Avevo pochi mesi quando si è separata con mio padre, cioè discorso del cazzo ragazzi, non voglio parlare di queste cose che vi deve intrattenere, però è anche bello magari che conoscete un po' qualcosina di me. Ci tengo a questa cosa, mi ha toccato tanto, tante volte anche a me è mancata la presenza di mio padre in tantissime cose, in tutto si può dire, quindi è una cosa che ci tenevo a fare, ci tenevo a portarla anche sul canale perché è una bella cosa e così magari avete avuto l'occasione anche di scoprire qualcosina in più di me. Ma godiamoci questa giornata. Nicola che sta sfrecciando con l'MSX di Carlotta. Ah bene, col telefono alla guida mi vuoi anche investire, che dici? Vai, bravo. Guarda, ci hanno messo anche le luminarie. Sì, ci hanno fatto anche la croce, vedi? Guarda, guarda, tutte le luminarie per quando dobbiamo passare. Ma che ne sapevano che venivamo noi? Ah, gliel'avevi detto tu? Stiamo andando a rapire i bambini alle scuole medie. Sì, andiamo. Nico, io mo che faccio, no? Dato che ci serve una mano per montare i video, facciamo così. Cerchiamo di rubarci qualche bambino bravo che è bravo in informatica. Chiediamo, poi dopo vieni a farti un giro con noi e li portiamo a piano e li chiudiamo nel garage solo a montare i video. Cazzo, è perfetto. Che dici? Per ogni bambino che trovi ti do 30 euro. Un posticino all'ombra ci vuole, non c'è ombra. Andiamo bene. Ciao, piacere. Piacere. Sono 2 ore che aspettiamo fuori scuola, fa un caldo di pazzi. Professori, ma li fate uscire questi ragazzi? Cazzarola doveva dare l'esame all'1:30. Sono le 3:05 e ancora non ha dato l'esame. Sto morendo di caldo, vi voglio bene. Devo tornare a lavorare, devo montare i video per il canale, devo fare tantissime cose, vi prego. A few moments later. Ragazzi, il sole dalla testa, siamo Nicola e Carlotta che stiamo degenerando, non ce la facciamo più. Vi dicevo io che il sole dalla testa. Oggi sono le siete per sedersi. Io sto morendo. Fa troppo caldo ragazzi, stiamo degenerando. Non posso ridere. Come è andato l'esame? Bene, bene. Stiamo aspettando da un po', ti stiamo aspettando. Sono le tue dell'appello. Non so che dire, Vabbè, tranquillo, io sono più emozionato di te in questo momento perché mi sento in imbarazzo anch'io.
in realtà ho visto la moto di Carlotta e ho detto ma questa è l'MSX, poi ho visto la 09 e ho detto vabbè allora è lui. E che andiamo a mangiare la pizza. Vai, sali, sali. Mamma mia, è il regalo più bello. Perché mamma ogni giorno quando pranzo non sai mi dentro, io penso che sto dietro a una moto. Sei contento? Sì, il regalo più bello, veramente. Mi fa piacere, veramente, mi fa piacere. Guarda, io sono più emozionato di te perché mi fa veramente piacere sapere che mi seguite. Prima tua mamma mi ha raccontato un po' di tutte le volte che hai visto i video che facevo scuola guida a Carlotta, che commentavi, dicevi guarda così si fa, così non si fa, bellissimo. Sei emozionato. Tantissimo. Non l'ho aspettata, all'improvviso vedo la moto, dico, cioè non lo so, un'emozione indescrivibile, veramente. Ah, viene Nicola dietro di te! Nicola terrorizzato! Oh, è partita la prima botta! Bravissima, stai andando benissimo, eh! Sì, sì, ho visto, ho visto! Una giungla pure a Fragola. Sì, sto vedendo, si sono buttati avanti così! Vai, vai, scendi, scendi! Com'è stato? Racchiudere tutto in 2 parole. Umano? Hai avuto paura? Amo, non si manteneva, io acceleravo e lui si scappava. E come mantengo? Come la volta prima? È stato emozionante. Adesso ci andiamo a mangiare una pizza finalmente dopo 3 ore. Hai fame tu? Amore, ma mi fa culo. Ma no, Carlotta. Non si metteva in folle, amore. A few moments later. Io devo con l'esame terza media, va? Vai. Non è più appeso. Bello il banco bucato. Cazzo. Eccolo, il guanto storico. Tutti qua mi vogliono far cambiare questi guanti. Non hanno capito che fanno parte della mia personalità. Ce ne ho 50 di paia a casa. Io li compro e se li prende lei. No, il bello è che fai? Che vuoi dire che non è così? Però è diventata comica la cosa che tutti quanti si ostinano ancora a commentare il fatto che io prima questo guanto era bucato sul dito qui perché a volte grattavo la mano in curva. Poi vabbè, vissuto, adesso l'ho continuato a stracciare io per fare lo sciocco, questo è il guanto touch eccetera. Però le persone si fossilizzano su questa cosa e dicono ma che c'è il guanto bucato, il guanto... Io lo lascio proprio perché è iconico. Ci becchiamo alla Nicrea allora. Un bacione. Ok Google, portami alla Triumph Napoli Centro. È stato super emozionante anche per me, amo. No, ma poi è stato bello perché abbiamo affrontato un bel po' di discorsi seri anche con lui, anche il fatto che vedi non traspare solo l'essere coglione, perché capiscono che dietro magari anche ai video ci sta vabbè, non so parlare, che magari uno estremizza un po' il tutto per creare contenuto, però poi alla fine vedi, no, ma veramente sono contento. Abbiamo convinto la mamma a comprargli la moto a 16 anni perché era un po' titubante. Ciro veramente è un ragazzo intelligente, si vedeva maturo, con la testa sulle spalle, poi seguiva tutti i consigli, già sapeva tutte le cose da non fare in moto perché ha visto la serie con Carlotta, sa come ha fatto adesso Nicola che quando si cammina in gruppo bisogna avvisare col piede quando c'è qualche ostacolo. Tanta roba, sono veramente contento, contento e orgoglioso, e già so che con i contenuti nuovi che arriveranno sul canale ragazzi faremo un mega casino su YouTube Italia. Ci saranno tanti contenuti, tanti cambiamenti anche sul canale, le serie quelle lì iconiche rimarranno, ma ci saranno tante nuove serie ancora più divertenti, magari progetti lasciati in sospeso in passato, ci saranno tante novità, non vi preoccupate, voi rimanete connessi. Adesso dobbiamo farci questo 15 minuti di traffico e andiamo a ritirare la moto di Nicola che ha appena finito di fare il rodaggio, e ragazzi a brevissimo proverò anche io la nuova Street RS 6,75, no 7,65, 7,65 o 6,75? Nico, è 7,65 o 6,75? 7,65. Proverò anche io la nuova Triumph 7,65. Sì! Ah no, ma magari adesso fare casino, no, scusate. Non avevo visto, amore, lo giuro, non mi sarei messo a bussare. Later. Ma che mi volevi dire prima in moto? Che hai detto dopo? Dimmelo che ti investo, E ti ho detto che se non me lo dici... Se non me lo dici ti investo, te l'ho detto. Grandi. Ciao. Sei coglione. Va bene, io te l'ho detto non impennare. Tu sei coglione e impenna, fatti fermare dalla pula.
Vieni! Scambio? E Carlotta supera Salvatore! Amo di qua dove infilare! Oh, forse era meglio che rimaniamo là. Tu non hai visto niente. Panico. Non guardano, non guardano. Gli specchietti sono un optional! Vienimi direttamente addosso, dai. Dopo facciamo anche la lettera o la targa polacca, vediamo se mi risarcisci. Perché loro sono contromano? Ti devi fare i cazzi tuoi. Stai a piedi tu! Ti serve una spinta? Vai, vai, ti do una spinta, caro! Carlotta la faccio molto più impacciata, ma molto più impacciata. Carlotta impacciata. Che lavoro? Quello non ce la fa per il motore. Va a camminare, cammina una bellezza, Carlotta. Deve prendersi qualcosa di più potente solo adesso, tu. Si infila ovunque, si infila. E ma guarda, ma si infila pure qua, sicuro. E noi non ce la facciamo, e quello è il bello. Così! Sta a posto! Ti devi fare i cazzi tuoi. Ma si accelerà? Ma cabù? Ma cabù? Cabù, ma si fare un po'. No? Guarda un po'. Stiamo a fare sguardo, stiamo a guardare. Voglio capire. Ci dobbiamo guardare, non lo so, voglio capire. Io non mi fastidio, non fa tappo del rete. Mettiti la musica nelle cuffiette. Mettiti la musica nelle cuffiette. E allora, parla a fa. Saluta il popolo di YouTube. Ciao YouTube! Camorristi sbagliati, come la serie Camorristi sbagliati. Devo creare una serie su Napoli, Camorristi sbagliati. Quelli lì che prima si atteggiano e poi quando ti rendi conto, si rendono conto che uno gli tiene testa, poi non si sbattono più, guarda caso, non si sbattono più. Mi compro la Ferrari e non l'accelero perché a lui dà fastidio, capi? Tu ti compri la Ferrari, non puoi accelerare perché gli dà fastidio a lui. Guarda, questo incrocio è indecente, non si capisce mai che cazzo devi fare. Valentino, siamo un tuo fan. È grande. Fare una foto con te. Certamente. Se incontra la guagliona e chi sei lo youtuber Valentino Pessi. Vieni qua, facciamo ciao. Grande. Grazie Valentino. E di cosa? Buona giornata. E ragazzi, doveva essere un tocca e fuggi. E anche oggi sono passate 4-5 ore in sella alla moto. Io vi saluto, ci becchiamo alla prossima avventura. Però ve la faccio in impennata al salutino, dai. Ciao! La devo abbassare, fosso del cazzo. Ciao!